Amici bellini, l'argomento è delicato, richiede ovviamente un video, ma più che altro per ricordare a YouTube con l'algoritmo che io faccio video tutti i giorni, così magari arriviamo a più persone. Cominciamo! Allora, io mi sono svegliato praticamente con questa notizia, mi sono svegliato, ho acceso il cellulare, ho guardato un pochino i messaggi De Laurentiis positivo, ho detto mamma mia! E che cosa succederà? E ancora prima di leggere i vari commenti sui social, mi ero già immaginato uno sputtanapoli generale, perché sapevamo che da poco era successa la riunione in Lega, i diritti TV, la Media Company, eccetera eccetera, e quindi era inevitabile che poi si sarebbe scatenato tutto il resto, era inevitabile che, non se si fosse, vabbè, comunque, al di là dell'italiano, vi ricordo che la giveaway si farà una volta raggiunti i 5.000 iscritti. Lo so, è un goal molto alto, però io punto in alto, mica voglio fare la giveaway dei 3.000, dei 5.000 si fa la giveaway, e sto pensando a 3 premi estratti ovviamente a sorte tra i commenti, una maglietta del mio store a vostra scelta, magari vi posso fare anche un design personalizzato, non ha importanza, ci parliamo in privato e ve la faccio a misura, dopodiché una delle tazze che vedete sempre sul mio store, e poi un terzo premio, diciamo un trattamento VIP, come se fossi tu che vincerai il terzo premio, un amico bellino, e ti invito nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Questa era la mia idea per raggiungere i 5.000 e per festeggiare i 5.000, che succederà a breve, io ci credo, entro, diciamo, la 10ª di campionato dobbiamo arrivare a 5.000, non voglio sapere niente, c'è gente che sta a 490.000 e si è aperto un secondo canale, già stanno a 100.000, ma veramente, no, chiuso il dissing, non c'è bisogno, vuol dire che ci sono tifosi, amanti del calcio, ragazzini, li voglio tutti, basta, adesso li voglio. Poi la qualità dei contenuti lo sapete che arriverà sempre, io non è che no, non faccio così. Allora, prima di tutto gli auguri a De Laurentiis, perché ragazzi, un attimo solo, quando stiamo parlando di asintomatico, non stiamo parlando, sì, sono positivo ma già sta a casa e devo evitare i contatti con gli altri perché posso infettare. Qua stiamo parlando di sintomatico, nel senso che lui soffre, cioè c'ha probabilmente linee di febbre, mal di stomaco, eccetera eccetera. Gli pare che venga o è già andato insomma in ospedale, ricoverato, eccetera eccetera. È una persona anziana, è una persona che da poco, insomma, mi ricordo che quando era l'anno scorso, polmonite, insomma una serie di problematiche. Attualmente è una persona ad alto rischio, quindi prima di tutto si fanno gli auguri di guarigione e che tutto vada bene. Poi mi vengono naturali certe riflessioni quando leggo però lui poi avrebbe dovuto, vergogna, ok. Allora, leggo di cose, vanno approfondite, bisognerebbe fare un approfondimento sulle regole, ma ho letto addirittura che nel protocollo di questa riunione della Lega non era obbligatorio l'uso della mascherina, il che mi sembra assurdo, visti i tempi che corrono. Se non fosse così cade la prima accusa De Laurentiis, che dice dovevi metterti, ok, mascherina te la dovevi mettere, se non fosse stato comunque obbligatorio la critica viene, te la devi mettere quando esci fuori, perché quando esci fuori comunque vieni assalito dai giornalisti con mascherina, e anche tu la devi mettere, perché ragazzi, purtroppo, che sia più potente di prima, meno potente di prima, il virus ci sta, non si può fare finta che non ci sia. E quando l'estate è significata praticamente feste, festini e giocatori che praticamente dopo essere andati in giro per il mondo se la sono portati appresso, perché i giovani asintomatici se la sono portati appresso, io dico sempre yeah, but what about grandma? What about grandpa? Perché se a noi giovani può andarci bene e che magari ce la caviamo con un paio di stornuti o nemmeno, poi la nonna che ha difficoltà, e a quel punto creiamo una reazione a catena che non ne usciamo più. Io non torno a suonare, si bloccano i concerti, i ristoranti non riescono a riaprire, eccetera eccetera eccetera. Si ricorda anche il fatto che non posso viaggiare, non posso tornare in Italia ad incontrarvi, non posso venire a salutare a mamma, una serie di problematiche che non finiscono più. Quando si fanno queste critiche a De Laurentiis, che ci possono anche stare, però io le voglio vedere fatte uguali in retrospettiva a quando Gasperini disse
Lì la favola Atalanta, siete tutti belli, Bergamo vincete per noi, eccetera eccetera, siamo tutti tifosi dell'Atalanta in Italia, Gasperini per non fa niente. E De Laurentiis sei un pezzo di merda perché adesso hai infettato tutta la Serie A. Questo poi si vedrà dopo, però se fate questa critica qua, io voglio che da chi parte questa critica qua, stessa critica a Gasperini all'epoca, altrimenti non mi trovo, semplicemente non mi trovo, 2 pesi 2 misure sempre. E poi lancio anche quest'altro filmato, giusto per completezza, lo vedete, il doppiaggio mi sembra evidente, ti devi mettere la sfaccina della mascherina come tutti gli altri e magari togli anche i piedi dal sediolino, questo sempre per una completezza. Quindi evitiamo di fare sputtanapoli generale ancora e sempre, con le responsabilità che De Laurentiis si deve pigliare, anche perché, e qua ritorno a una critica, perché non è esente, prima si fanno gli auguri, poi dopo si ragiona. Se tu sei quello là che retta se mi tornano i giocatori positivi dopo le nazionali, chi mi sente, no? Contro la UEFA, perché non volevi le nazionali, eccetera, eccetera, e allora poi ci sei incappato tu. Quindi questo vuol dire che può capitare a tutti, e questo sia un monito per chiunque, può capitare a tutti, nessuno è esente, nessuno è immune da questa cosa qua. Quindi prima di fare, e lo dico stesso a De Laurentiis, prima di fare la voce grossa in una situazione del genere misurati sempre la palla e sii solidale, perché poi alla fine cosa succede? Che ti si ritorce tutto contro. E se è vero come è vero che c'erano tutti i presidenti, e se si parla anche, oltre alla moglie Jacqueline, si parla anche di un dirigente del Napoli, quindi dice lui no, non ho avuto contatti con il resto dei giocatori, però se poi gli altri presidenti hanno fatto incontri con le rose, qua va a finire che salta il campionato, vi rendete conto? Sarebbe una cosa gravissima a livello economico, eccetera eccetera. Ed è qui che il Napoli dovrebbe avere una comunicazione di livello esemplare per difendersi da tutti questi attacchi, ed è qui che noi faremo la fine dei tracchi, e mi aspetto Twitter, retweet, ripicca, cose. Vabbè, ma perché non fai un tampone a sorda? Perché siamo capaci di fare una cosa del genere dalla nostra reparto comunicazione. Quindi è una situazione molto grave che va monitorata. Noi domani la partita è confermata, ci guardiamo la partita in santa pace. Di positivo c'è che il Napoli comunque a tutti i tesserati fanno un tampone ogni 4 giorni, quindi non si dovrebbe fare le scale. Se ne trovano uno positivo lo chiudono a casa e poi se ne parla tra 15 giorni. Però la situazione è grave e io spero che non si trascenda, perché altrimenti mamma mia che cosa succede. Per chiudere il video vi lascio con una poesiola che non mi ricordo, perdonate, non mi ricordo se l'ho postata già quando arrivò Osimhen. Ve la lascio come chiusura di questo video qua, scritta da un amico del CCCP e letta dalla voce di mio padre. Quindi vi lascio questa poesiola. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e iscrivetevi, tornate domani, perché domani si deve fare la reazione alla partita. State safe, state safe. Ode irriverente per l'arrivo Rosamenda. Com'è bella sto Samenda, siamo tutti assai contenti per sto di trasferimento che è arrivato finalmente. O pillow che a Luca gente, vede che die purtamente tiene chi sto centravanti, chi sta corre con mio vento, con incedere elegante e travolge tutto quanto. Prima disse, no momento, ma magagna chi sta gente, per fare tante monumenti, più denaro per i parenti, per l'amici e conoscenti. È arrivata finalmente sto maronna Rosamenda, fa felice a tutto quanto, pure un ricco presidente che già pensa a un investimento. Ui, Osamè, siente sì, ti facimmo un monumento, e lo mamma statua a dante, e ci mettimmo pure il lente, e venimmo tutto quanto a vedere che si abbagliando. Ma mo, aspetta un momento, Osamè, tieni a mente, che se non accuccia niente, ti facimmo mazza tanto. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.